numero 0 Agnese Andrea, numero 5 Laura Orvieto, numero 10 Carlotta Pontempelli, numero 11 Silvia Marconi, numero 12 Lara Fisiola, numero 14 Eleonora Salmaso, 17 la capitana Sofia Regazzo, 20 Alessandra Reppin, 22 Cecilia Siviero, 23 Irene Mattuso, 24 Luco Olivierini, 25 Rosa Versulo. Capoallenatore Elena Borsetto, primo assistente Stefano Poggio, secondo assistente Claudio Silvati. E per il basket femminile Conegliano, con il numero 0 Rossana Boccolato, con il numero 2 Luca Sara Giuliano, con il numero 6 la capitana Francesca Marchioni, con il numero 7 Sara Colombi, numero 10 Sara Marroscia, numero 12 Serena Martoni, numero 16 Giorgia Zanardo, 17 Giulia Tronchin, 18 Marta Maschietto, 21 Claudia Famiglia, 23 Livia Torazza, 24 Marta Spocchiado. Capo allenatore Angelo Di Cleri, primo assistente Marco Filco, secondo assistente Pazzo Ugo, accompagnatore Della Norveghi. Arbitreranno la partita i signori Michele Portato di Susegana e Riccardo Tramontini di Sidera. Buona partita a tutti. Buonasera e benvenuti qui a Conegliano, il Palla BFC per questa partita che è la 14ª di andata della Serie B femminile, quindi un campionato che sta quasi per scollinare verso il ritorno. Noi siamo qui duri sul pezzo, Fabrizio Torazza, Federico Cais, Andrea Grava, Double T e Marchetto, tutti insieme per offrirvi come al solito lo spettacolo del basket femminile conegliano. Che partita ci aspetta oggi, Fabri?
Ma secondo me è una partita molto impegnativa contro le ragazze mestrine di Junior San Marco Basket. È una squadra molto competitiva. Abbiamo giocato in amichevole contro di loro a settembre e in realtà la partita era andata proprio a loro favore. Hanno diverse giocatrici di categoria superiore. In particolare abbiamo una Clara Chichissiola, una ragazza che ha giocato anche in A1 a Battipaglia, poi diversi anni a Vicenza in A2, ma poi la stessa Mattiuzzo con esperienza a Ponzano in A2. Hanno due ragazze che arrivano dalla Reyer, Rosa Versuro e Laura Orvieto. Hanno la velocissima Agnese Alfier che ricordiamo al CUS Padova, quindi una squadra molto completa, infatti sono venute in 12 e di qualche settimana fa un avvicendamento in panchina, quindi coach Augusti si è dimesso e ha preso il suo posto in realtà Elena Borsetto, che era la playmaker della squadra. Lei comunque allenatrice anche del settore giovanile, e quindi in panchina c'è stato questo avvicendamento. Intanto la partita è già iniziata, il primo possesso è per Junior San Marco, abbiamo proprio Alfieri in quintetto col numero 0, Regazzo, la capitana, adesso Cecilia Siviero che va a sbagliare, si lotta a rimbalzo, riesce a recuperare la palla Serena Marton, lanciare il contropiede per Amabiglia e poi benissimo a rimorchio Marta Maschietto che va a subire fallo e avrà 2 tiri liberi. Azione molto fluida da parte di BFC che vuole sicuramente presentarsi oggi con tutta la concentrazione possibile, perché come ci hai spiegato tu Fabri, Junior San Marco arriva qui forte di un roster importante. BFC dal canto suo sta facendo un ottimo campionato e quindi la partita si presume molto interessante. Infatti i nostri amici su YouTube sono già belli caldi. E su questo canestro di Marta salutiamo Valerio Gasparini che ci saluta subito con un forza BFC. Un abbraccio. Sì, allora, novità in casa BFC da qualche settimana è quella di Sara Luna Giuliano, un playmaker vero e proprio, e vi renderete conto, vi siete già resi conto alla prima azione come questa ragazza è abile a far proprio circolare la palla, a spingerla avanti e quindi a innescare le azioni in velocità del BFC. Qui anche ottima difesa proprio su Alfier e poi subito andiamo a spingere. Bellissimo il passaggio di Boccalato per Marta Maschietto, anche un po' di showtime qui al Pala BFC stasera. Sì, infatti il pubblico di casa risponde con un calorosissimo applauso a questa bellissima azione, quindi è bello vedere comunque che le ragazze si trovano e riescono anche a offrire azioni spettacolari e soprattutto un'azione di squadra e non soluzioni solamente individuali. No, molto aggressive in difesa le ragazze di coach Minincleri, ma avete visto anche in questa situazione come Giuliano abbia subito sparato la palla avanti per provare a vedere se c'è un'azione di velocità. Adesso è Marta Maschietto, mano sinistra, sbaglia da sotto, poi rischia anche di fare un fallo. Sì, Marta Maschietto inizia subito con una marcia ben forte, dall'altra parte c'è subito un paste al primo allenamento di Junior San Marco della prossima settimana, perché c'è un tiro da 3 di tabella di Irene Mattiuzzo. E replica subito Sara Giuliano, dall'altra parte per il 5-3. Sono passati 2 minuti dall'inizio della partita, direi una partita molto intensa, con molto ritmo. Adesso spalle a canestro Chichissiola, dicevamo una ragazza veramente forte, sia spalle a canestro, può giocare sia dentro l'area che anche da esterna a partire fronte a canestro, ma adesso una stoppatona di Ros Boccalato che va proprio a spegnere la luce e dall'altra parte una bomba da 3 di Giuliano che esce veramente per pochissimo. Nella corsa azione abbiamo visto 2 ottime azioni, oltre alla stoppatona di Boccalato c'è stato anche un ottimo intervento a rimbalzo di Agnese Alfier che seppur doveva qualche centimetro alla diretta avversaria è andata a conquistarsi il rimbalzo, quindi tutte e 2 le squadre assolutamente aggressive, bello spettacolo qui al Pala BFC. Adesso Boccalato da 3 punti, è lungo il suo tiro, si lotta a rimbalzo, Marta Maschietto non ne vuole sapere, addirittura strappa la palla dalle mani di Nicole Pierini e poi va a chiudere Serena Marton per il 7-3. Saremo curiosi di sapere cosa ha mangiato a pranzo oggi Marta Maschietto. Davvero indemoniata, so che prima della partita ha bevuto un caffè qui al bar del BFC, probabilmente era un caffè col ginseng.
perché la vediamo particolarmente energica. Esattamente, caffè energetico qui al Palla BFC. Voi potete gustare panini, spritz e qualsiasi tipo di bevande, perché le ragazze della nostra Under 19 aprono il bar ed è sempre bello vedere che il palazzetto diventa un momento di socialità, sia che si parli di fare il tifo, sia che si parli di trovarsi al bar per bere qualcosa tra amici. E quindi vi aspettiamo sempre qui al palazzetto. Ancora Maschietto, spalle a canestro, è uno dei leitmotiv della partita e ancora una volta un'ottima soluzione tattica, perché Maschietto va a fare male alla difesa mestrina con un canestro da sotto. Sicuramente la panchina di Mestre deve mettere qualche contromisura per tenere Marta Maschietto, ma devo dire che in generale la BFC sta affrontando questa partita con un'ottima attitudine mentale. Abbiamo visto un sacco di palle sporcate, rubate, c'è molta aggressività e non riusciamo veramente a mollare un attimo, e con questa intensità dobbiable continuare. Sì, diciamo che la sconfitta di sabato scorso in casa della prima in classifica di un solo punto, maturata proprio in un finale anche rocambolesco, ha dato probabilmente la spinta giusta, ha creato la reazione giusta da parte delle ragazze coneglianesi, che vogliono subito vendicare un po' un finale che sarebbe stato anche abbastanza eclatante, andare a vincere in casa di Terma Labano imbattuta fino adesso. Ma sai Fabio, di solito ci insegnano che dobbiamo imparare dai più bravi, no? È sicuramente una cosa che abbiamo imparato la scorsa settimana durante la trasferta nebbiosa ad Abano, è stata quella di veramente non lasciare nessuna palla per scontata, aggredire tantissimo. Loro da prima in classifica lo facevano veramente in ogni momento, ma sembra proprio che BFC, che già comunque ha mostrato questa attitudine in tutto il campionato, oggi la stia applicando in maniera veramente chirurgica. D'altra parte, come dicono gli allenatori, qualche volta vinci, qualche volta impari, e probabilmente e giustamente le ragazze di coach Minincleri sabato scorso non hanno vinto ma hanno imparato, ce lo auguriamo. Adesso è Chichisiola con la palla per Salmaso, ricordiamo che lei a Mirano negli epici scontri dei playoff della Serie C, ancora una palla sporcata da Boccalato, poi non riusciamo a controllarla, è velocissima Alfier, Matiuzzo, ancora Chichisiola, spalla a canestro, una chiusura difensiva abbastanza decisa da parte di Marton, e adesso va anche in contropiede e va ad attaccare e subire un fallo molto deciso da parte di Eleonora Salmaso. E continua a correre questa BFC, continua a correre molto forte, continua a far girare la palla molto velocemente, è veramente uno spettacolo vedere questo tipo di basket. E intanto abbiamo anche l'esordio in campo del Sara Clean Team. No, è stata una mossa. No, è stata una mossa probabilmente a vantaggio dello sponsor. E adesso palla ancora dentro a Maschietto che riapre ed è Amabiglia che sbaglia da 3. E subito pressione a tutto campo addirittura per BFC. Sfortunata qui Claudia con la palla che va a toccare il doppio ferro, e dall'altra parte invece un'azione in penetrazione con fallo per Irene Mattiuzzo che prova il gioco da 3. Sì, l'arbitro Tondato ha deciso che il fallo è stato fatto dopo che era già stata raccolta la palla, quindi canestro valido e tiro libero supplementare per Mattiuzzo, che va a segnare l'end one per il 6-11 per Conegliano. Adesso pressione anche da parte di Junior San Marco e attacca con grandissimo ordine Conegliano, buona la palla per Amabiglia che poi sul successivo close out va a attaccare la difesa a guadagnarsi un fallo. E sono già 4 i falli di squadra per Mirano e per Junior San Marco, quindi sicuramente, tra cui 2 per Cecilia Siviero, che è un elemento estremamente importante per coach Borsetto. Ancora dentro palla a Marta Maschietto, ancora che a riaprire per Marton che non attacca sulla riapertura, però va a guadagnarsi ancora un fallo che è quello dei tiri liberi, perché Mestre è già in bonus
4-1 la situazione falli. Ed è Eleonora Selmaso che va a compiere il suo secondo personale, quindi 5 falli di squadra per Giuliano San Marco, e da adesso in poi Conegliano sempre in lunetta. 2 tiri liberi per Serena Marton. È lungo il primo. 5 minuti e 23 alla fine del primo quarto di gioco, 11-6 per Conegliano. È un po' corto il secondo, ma in qualche modo gli dei del basket decidono che questo tiro deve entrare, e quindi 12-6 e Alfier a chiamare l'attacco per Junior San Marco. Adesso è Kiki Siola fuori dai 3 punti, consegnato, una specie di mezza ruota alla coach Gomelski, ma l'arbitro Tramontini vede un blocco non regolare, quindi allora questo fallo sta creando un po' di polemica da parte del pubblico di Mestrino, ma chissà cosa ne pensa il dottor Grava. Non stava guardando, perché ovviamente sappiamo tutti che superando il 32esimo livello di Candy Crush. Esatto. Dall'altra parte un tentativo di backdoor che Serena Marton non è riuscita a controllare, ma siamo più preoccupati per il fatto che il Grava sta manifestando alcune dipendenze per i videogiochi, tra l'altro utilizzando il mio cellulare. Adesso Kiki Siola, spalle a canestro contro Serena Marton, ancora Serena Marton a chiudere contro l'avversaria ben più alta di lei, e poi un pallone che poteva essere davvero al bacio, non è riuscita a controllarla Amabilia, ma era una palla davvero strepitosa da parte di Giuliano. Sì, molto, molto bella questa palla. Purtroppo la traiettoria è stata spostata dall'intervento di una giocatrice di Giuliano San Marco. Dall'altra parte comunque nell'azione precedente dobbiamo dire che la squadra avversaria ha un debito con la fortuna, perché si era liberata molto bene sotto canestro ed è stata molto sfortunata. Dall'altra parte secondo fallo di squadra per BFC, perché Magic Giorgio Zanardo entra e subito vuole mettere le cose in chiaro, facendo un fallo a metà campo. Intanto mani sulla palla da parte proprio di Zanardo e Giuliano, molto brave le mestrine, forse un'infrazione di passi, e Kiki Siola bravissima invece a sfruttare il suo piede perno e andare a insaccare da sotto per il 12-8 a 4-16 alla fine del primo quarto. Bellissimo movimento, Boccalato in campo aperto, va a subire fallo da sotto. 2 tiri anche per lei. Abbiamo Sara Malbascia sul cubo del cambio, andrà a dare un po' di riposo a Boccalato, no, a Marta Maschietto, scusate. Intanto palla BFC veramente al limite della capienza. Sì, bisogna valutare probabilmente un ampliamento della struttura, perché su questa onda di risultati della Serie B, ma prima c'era la partita delle Under 15 e comunque il palazzetto era molto ma molto pieno. Sì, dobbiamo dire che questa combo dei giovanili più prima squadra aiuta veramente a godere il basket proprio in pienezza. Sbaglia l'anticipo Giorgia Zanardo veramente di un nulla, un altro cioccolatino da parte di Giuliano, poi non riesce a controllare Marton. Diciamo che le compagne devono ancora un po' abituarsi a questi passaggi incredibili di Sara Giuliano, e Marton va a chiudere da sotto adesso su un altro assist della giocatrice di Spresiano. Sì, Sara Luna sta distribuendo veramente a destra e a sinistra, sembra che abbia l'idea sempre in anticipo rispetto al pensiero delle persone normali. Grande visione di gioco. Assolutamente. Adesso ragazzo mezzo all'area e chi si tuffa sul pallone, ovviamente Giorgia Zanardo, che guadagna una palla contesa. Sì. Intanto al Pala BFC 2 infortunate del gruppo Under 15 purtroppo. Sì. Diciamo una scena abbastanza surreale, però come dicevamo la possibilità appunto per le ragazze del giovanili di esibirsi prima della prima squadra è sicuramente una grande motivazione per loro, e anche un grande aiuto per le famiglie, che così si fanno la combo delle 2 partite e lo spettacolo e il pubblico ne beneficiano. Adesso Junior San Marco in difesa zona, ovviamente anche per gestire un po' il problema dei falli,
Conegliano che mette in campo anche Marta Sponchiado, reduce da un infortunio che l'ha tenuta lontano dai campi per diverse settimane. Forse un'infrazione di passi di Regazzo. Mattiuzzo che riesce a servire spalle a canestro, ancora Chichissiola, e quando Chichissiola riceve lì è davvero difficile da marcare. Sì, intanto Sara Malbascia guarda l'arbitro come per dire ma non ho fatto nulla, ma in realtà un po' di manina sulla mano c'era, non era solo palla. E comunque il terzo fallo di squadra per BFC a 2 minuti e 50 dalla fine di questo primo quarto. Junior San Marco 8, BFC 16. Buona difesa, però poi riceve Rosa Versura e va a guadagnarsi, no, infrazione di passi. Quindi palla recuperata per Conegliano. 2 minuti e 47 alla fine del primo quarto, 16-8 per il BFC e Sponchiado a chiamare l'attacco. Boccalato ci pensa un attimo, ma neanche tantissimo, e poi spara da 3, si scusa con la panchina, ma sappiamo che questi tiri lei li mette anche con una certa disinvoltura. Diciamo è stato insolitamente lungo questo tiro. Ancora Mabiglia a sporcare il palleggio di Laura Orvieto, palla sempre per Mestre, ma ottima la difesa, sempre aggressiva di Conegliano, ovviamente aggressiva Sponchiado su Regazzo, cambio sul pick and roll e poi Chichissiola contro Zanardo, uno scontro veramente da scintille, si lotta a rimbalzo sulle rotazioni difensive, molto brave le mestrine. Questa azione, ottimo lo scarico per il ottimo scarico di Irene Mattiuzzo, veramente interessante qui il gioco di Junior San Marco. Adesso è Sponchiado, non ancora a posto fisicamente, che spara da 3 punti, sbaglia. Aveva spazio qui Marta, ha fatto bene a provare la conclusione. Adesso attenzione perché Junior San Marco è sotto di 6. Avete visto addirittura Boccalato che va fuori a mettere pressione sul palleggio al playmaker, a sporcare la palla e quindi a innescare un contropiede che poi viene fermato fallosamente da Junior San Marco. 1,39, 16-10 per BFC. Sul cubo del cambio Livia Torazza che dà un po' di riposo a un'ottima Giorgia Zanardo. Giorgia quando entra da subito un'impronta molto chiara alla partita dal punto di vista dell'aggressività della difesa. Adesso vedremo come si posizionerà la giovane Livia. Intanto Marta Sponchiado, altra giovane, ai tiri liberi. Sicuramente l'emozione la tradirà nel secondo. Sei una sicurezza. E mi gioco il gufo. Fede. Mi gioco il gufo così. 18-10. Allunga la difesa Conegliano, ma Chichissiola spalle a canestro ovviamente contro Livia Torazza. Gli rende solo un po' di esperienza in questo gioco. Poi da sotto e addirittura Boccalato che non prende rimbalzo ma lo indirizza verso la compagna. Poi prende un arresto e tiro dalla lunetta come consigliava coach Dan Peterson nelle sue telecronache. D'altronde c'era veramente lo spazio giusto e il momento giusto per prendere questa conclusione. E dall'altra parte abbiamo un fallo. Il primo fallo di Livia. Sì, Livia Torazza spende un fallo su Chichissiola che aveva preso posizione molto bene, spalle a canestro. Ovviamente Mestre legge la situazione e cerca di andare sempre sul suo terminale offensivo con il numero 12. Adesso infatti coach Angelo Mincleri cambia la marcatura, mette Malbascia su Chichissiola e Torazza su Mattiuzzo. Tiro da 3 davvero lungo dall'altra parte ha tirato Orvieto. Ad ogni modo ottima azione, ben congegnata qui ha tirato Alessandra Rampin con il numero 20, okay. Scusate. Ottima azione di Junior San Marco che aveva veramente benissimo sul blocco, poi K Colombi che nella sua azione preferita, cioè ricezione e incrocio a destra, commette però infrazione di passi. Purtroppo i corsi di samba e di latinoamericano
Ancora palla, spalle a canestro su Chichisiola, guardate com'è brava a ribaltare il lato, poi da sotto in qualche modo Rampin va a guadagnarsi un fallo e Con grande 2 tiri coraggio liberi. qui Rampin veramente ha attaccato la difesa schierata, si è preso un fallo, 28 secondi alla fine, Rampin in lunetta, è fuori il primo. Sfortunata nel secondo, ma ottimo rimbalzo da parte di Junior San Marco. E sarà forse possono giocare un'azione lunga, perché e invece in qualche modo Conegliano sporca la palla, l'ultima a toccare è una giocatrice bianconera, quindi l'ultima azione a 15 secondi e 9 dalla fine del primo quarto sul 20-10 sarà per Conegliano. Sì, ancora Conegliano continua sull'onda della grande aggressività, non si prende nessuna palla per scontata, ci si butta dappertutto, e questa è veramente una mentalità importante che coach Mincleri è riuscito ad imporre alla squadra. E purtroppo stoppata Amabiglia sul tiro mentre stava scadendo il tempo, ma comunque il quarto si chiude sul 20-10. Conegliano ha messo un'ottima aggressività in campo, è riuscita a dare un ritmo molto alto alla partita. Bisogna fare attenzione ad alcune disattenzioni e anche alla grande capacità delle mestrine di passarsi la palla sugli aiuti difensivi. E su questo commento tecnico diamo la linea ai nostri sponsor. Allora riprendiamo la linea qui del Pala BFC, si è vista subito una diaspora, sono emigrate un sacco di persone verso il bar che è stato preso d'assalto anche tra il primo e il secondo quarto, un primo quarto che si è svolto sicuramente sulla tematica di una grande aggressività da parte di BFC. Junior San Marco comunque è una squadra assolutamente importante, non va presa sotto gamba e proverà adesso a trovare le strategie per ricucire i 10 punti di svantaggio. Rientra nella partita Giuliano, in campo anche Colombi e Malbascia, le due Sare. Si prova a tenere alta l'intensità difensiva, grande uscita sul pick and roll di Malbascia, ma poi brave le mestrine a trovare sotto canestro Pierini che insacca contro Livia Torazza, che le rende diversi centimetri. Adesso Giuliano vuole Amabiglia, riapre Giuliano per Malbascia che attacca a mano sinistra, va a incrociare, forse passi. Decisamente passi. Sì. Aveva anche segnato, ma sì, il movimento era corretto, l'intuizione anche, probabilmente appunto è stata tradita da quel passetto in più. La gamba è andata avanti di un non nulla, ma il fischio è correttissimo, assolutamente corretto. Giuliano a mettere pressione su Orvieto, chiude il palleggio, forse anche qui sì, anche un'azione qui forse un po' dubbia, poi invece un fallo fischiato proprio a Giuliano che si lamenta. Al secondo fallo personale per Serraluna e Giulio San Marco ancora in attacco, ancora per ricucire lo svantaggio. Vediamo cosa si inventa adesso la squadra di Mestre. Orvieto con la palla, sfrutta il doppio blocco alto
e poi abbiamo Micol Perini che addirittura prende un tiro, si lotta a rimbalzo, ne esce imperiosa Maschietto che addirittura cerca un passaggio alla Giuliano, che ci stava, perché adesso, al di là del fatto che il passaggio non era perfetto, era difficile da controllare, però il fatto di provare sempre a correre può essere una chiave tattica della partita. Allora, questa sera mandiamo anche un saluto a Lord Tomei, perché non potendolo chiamare Mister, adesso lo chiamerò Lord. Grazie sempre coach per seguirci, è sempre un piacere vedere che ci segui. Dall'altra parte Giulio San Marco, ancora canestro, 14-20. Molto brava Orvieto ad andare a chiudere con la mano sinistra. Adesso Giuliano per Amabiglia, ancora Giuliano per Maschietto che può attaccare fronte a canestro, ha fintato il suo movimento Moma, adesso sta per scadere il tempo ma è K da 3 punti che sbaglia, si lotta a rimbalzo e la palla tocca la parte superiore della struttura, quindi rimessa per Junior San Marco. Allora Fabri, l'impressione è che Mestre abbia trovato qualche chiave però per mettere un po' in difficoltà Conegliano, perché Conegliano non sta arrivando più a canestro con la fluidità del primo quarto. Sì, questo è vero. Come la leggi? Cosa è cambiato? Ma sai, ci sono stati anche un po' di cambi da parte di coach Minincleri. Adesso Mestre prende fiducia e comincia a sfruttare i pick and roll con una certa regolarità. Vediamo già sul cubo del cambio Serena Marton che metterà sicuramente altra energia in campo e altra attenzione, ma intanto un passaggio davvero banale sbagliato da Giuliano e quindi time out per coach Angelo Minincleri, perché a 7:50 dalla fine del secondo quarto la partita è completamente ad aperti sul 18-20 per Conegliano. Sì, un parziale di 8-0 che fa malissimo a Conegliano, che probabilmente sull'onda di un primo quarto assolutamente giocato in scioltezza si è trovata invece un po' più in difficoltà, ma l'avevamo detto noi in tempi non sospetti che questa squadra mestrina non va ha un roster assolutamente importante e non va sottovalutata, anzi va rispettata, e Giulio San Marco qui si è presa un parziale che le permette veramente adesso di mettere in difficoltà BFC, e Angelo Minincleri deve trovare adesso una chiave per ribaltare la partita. Ma lo farà sicuramente, diciamo che ha voluto anche dare molte rotazioni alle giocatrici, quindi con l'idea di continuare a pressare e a correre per tutta la partita e avere magari qualcosa anche nel finale da questo tipo di tattica. Sì, infatti Conegliano un po' in tutto il campionato comunque ha fatto ruotare molto bene il roster coach Minincleri. Sì, questo è un aspetto che sicuramente è apprezzabile, perché poi dà la possibilità a tutte le giocatrici di esprimersi e dà la possibilità magari anche alle titolari di arrivare fresche nei finali. Adesso in campo anche Giulia Tronchin, palla per Giuliano, per Amabiglia, non perfetto il passaggio ma spalle a canestro, Serena Marton che non vede il raddoppio, però riesce ad aprire per Amabiglia che apre per Sara K, è corto il suo tiro. Ovviamente adesso Mestre, che è rimasta probabilmente anche un po' stordita dall'attacco molto deciso, dall'inizio molto deciso di Conegliano, adesso prenderà fiducia. Buona la rotazione difensiva di K e palla recuperata di Giuliano, ma buona la lettura di Sara Colombi. Dall'altra parte Amabiglia in transizione, non ci pensa un attimo, sbaglia ma aveva metri, è il suo tiro, ha fatto è il bene suo a tiro, prenderlo. l'ha preso con grande decisione, ci sta. Adesso ancora spalle a canestro, Chichisiola cerca di servire sul taglio Pierini, era una buona idea, non era un buon passaggio. Rientra la partita Rossana Boccalato per Sara Colombi. Giuliano con la palla pressata da Alfier. Marta Maschietto, Serena Marton prova a giocare su Marta Maschietto che ancora prova un MoMA. Peccato esce. Perché era una piccola lezione sull'uso del piede perno. Ha sbagliato proprio la conclusione del finale, ma si era mossa davvero bene Marta. Un passaggio no look a 3 punti di Giuliano, lunghissimo il tiro di Boccalato. Attenzione alla velocità di Alfier. E infatti
fa una finta e va via davvero con una rapidità che ricordiamo dai tempi del CUS Padova. 20-20 a 6-0-4 dalla fine del secondo quarto, partita completamente riaperta. Gran giocata di Alfier, veramente. Addirittura movimento Kicanovic da parte di Marta Maschietto, poi spalle a canestro, Marton con un giro MoMA davvero impressionante. Sì, veramente. Coach Dan Peterson avrebbe detto Baryshnikov qui. Serena Marton per il 22-20. Bella la palla dentro per Chichisiola che poi gira bene, ma il tiro non è preciso. Adesso Boccalato per Sara Luna che sbaglia da 3. Sì, ha tirato da 7 metri. in contropiede. Stiamo forse affrontando qualche tiro. Adesso una guerra di gomiti tra Marton e Pierini e dall'altra parte Mattiuzzo da 3 punti. Adesso il sorpasso per Junior San Marco. Quindi 13-2 in questo quarto per Junior San Marco, dopo il 20-10 per Conegliano nel primo quarto. Maschietto per Amabiglia, sfrutta il blocco, non riesce a servire Maschietto che comunque ha un vantaggio dentro, ma non riesce a controllare il passaggio di Giuliano, poi rischia anche il fallo Marta. Alfier chiude il palleggio, Boccalato arriva in aiuto su Pierini, però arriva con con mezzo secondo di ritardo, in effetti intervento falloso. Ma sono davvero bravissime le mestrine a leggere tutte le situazioni di vantaggio che si creano in campo, sia nelle situazioni di transizione sia nelle situazioni di cambio quando c'è un blocco sulla palla. E quindi coach Minincleri, credo, vuole parlarci sopra. Un time out in campo e direi un time out anche per noi. E sulle note dell'organizzazione riprendiamo qui la linea al Pala BFC, dove c'è Junior San Marco che è riuscita ad andare in vantaggio sopra di 1 rispetto a BFC, facendo un secondo quarto veramente diverso dal primo quarto che è stato giocato, e adesso addirittura hanno la possibilità di portarsi ancora avanti, quindi più 3 per Junior San Marco, e BFC deve trovare. Sì, le mestrine hanno veramente ribaltato completamente l'inerzia della partita e ci pensa Amabiglia a rimettere un attimo le cose a posto con una bomba dai 3 punti per il 25 pari a 4-0-5 pari. Ma ragazzi, il Pala BFC sembra veramente la bombonera di Buenos Aires. Ancora Alfiera ad attaccare Marton, ha imparato anche lei la virata, però non è precisissima. Poi Boccalato a tenere la palla viva in campo. Sara Luna, guardate, un altro passaggio profondissimo e qui si crea un vantaggio. E il vantaggio lo va a sfruttare benissimo Serena Marton. Ma ripeto, ancora quel passaggio di 15-20 metri di Sara Luna ha creato una situazione di vantaggio all'attacco coneglianese. Poi è stata ovviamente bravissima anche Maschietto a chiudere da sotto. Maschietto bravo a chiudere, ha veramente sfruttato l'effetto della palla, è stato un gioco di maestria con il tabellone. Dall'altra parte è lunga la conclusione da 3 di Junior San Marco, 27 Conegliano, 25 Junior San Marco, partita bellissima e un'altra bel sabato di basket ci stiamo regalando qui Fabri, qui al palazzetto. E per i nostri spettatori che ci seguono da casa su YouTube, fatevi sentire, vi aspettiamo in chat con i vostri commenti.
E adesso Sara Luna entra nella difesa mestrina come lo vogliamo dire? Hot knife in the butter. on the cold, no, veramente era il burro caldo o il coltello freddo, non mi ricordo. Era il coltello caldo, dai. Ma il burro com'era? Sempre freddo, Però, no? Andiamo quindi a salutare tra i nostri spettatori come sempre Francesco Coco, l'arciere di Gorizia, che ci sta seguendo dal capoluogo giuliano. Intanto Marta Maschietto, spalla a canestro, ancora uso del piede perno, ancora a incrociare, forse lì doveva tirare, invece si innesca il contropiede e vedete Chichissiola quale visione di gioco ha, riceve in contropiede, girata completamente e poi sforna un assist incredibile, anche Sara Luna. Giuliano però non riesce a concludere. Amabiglia, bella partita, grande velocità, sì. grande intensità, veramente spettacolo. Chichissiola con la palla, Orvieto da 3 punti, la mette, si alza tutta la panchina mestrina, si alza tutto il pubblico mestrino molto numeroso qui al Pala BFC. 32 Junior San Marco, 29 BFC. Marton dai 3 punti, la mette, non è la sua specialità, ma quando c'è da mettere un tiro importante Serena non si tira mai indietro. E quando il pallone pesa come una palla medica, Serena Marton se lo carica e lo gestisce alla grande. Bravissima Sera. Chichissiola finta il tiro, poi spara un passaggio fuori con un angolo di passaggio davvero improbabile. Ancora Serena Marton a fare la guerra sotto canestro, poi riesce a riaprire per Giuliano, che dà anche uno show di ball handling, si lamenta con gli arbitri, poi va sotto, mamma mia, rotola per terra, incastra la palla tra il tabellone e il canestro. E il pubblico coneglianese veramente è entusiasta di questa giocatrice, ma in generale proprio dell'atteggiamento della squadra. Dall'altra parte Junior San Marco non sta mollando niente, né in campo né sugli spalti, nessuno molla. E intanto il Sara Clean Team finalmente fa il suo esordio qui al Pala BFC per pulire il parquet. 32 pari a 1-0-9 dall'intervallo lungo. Bellissima partita direi questa sera qui a Conegliano. Assolutamente e quindi un con piacere. Questa constatazione vado anche a ricordare a tutti gli spettatori da casa e che ci seguono anche da qui dal vivo che è possibile votare per la miglior giocatrice del match, che verrà premiata e intervistata a fine partita, verrà premiata con una bottiglia Magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. E infatti intanto il Grava si sta proprio preparando per mandarvi il link, e come sa bene Shinigami dice che ci segue sempre, basta cliccarci sopra e scrivere lì il nominativo della giocatrice che ritenete possa vincere questo premio. Il conteggio dei voti verrà fatto da una giuria a fine partita e verrà quindi nominata la giocatrice, che verrà quindi intervistata ai nostri microfoni. Amici che ci seguite e che tifate Conegliano, amici che ci seguite da Mestre, scrivete il nome della vostra preferita, che si aggiudicherà la bottiglia di Magnum messa in palio da Buzz Wine. E intanto Sara Luna e Lunetta con 2 tiri liberi. Il primo entra con molta fortuna, quindi è Sara Lunetta. Questa freddura non gela la mano di Giuliano, che insacca il secondo, va a prendere un po' di respiro in panchina, rientra nella partita Marta Sponchiado e tutta la sua intensità. Pressione a tutto campo, ovviamente Boccalato a sporcare l'ennesimo pallone. Riesce a uscirne bene Junior San Marco, perché si stava mettendo veramente male per loro. Alfier ancora sotto Chichissiola, e guardate con quale fluidità, con quale coordinazione prende il tempo al difensore e va ad appoggiare da sotto. E sono 8 punti per la numero 12 Mestrina, che sta sicuramente dando veramente spazio a tutte le sue capacità. Ecco, non è una buona idea lasciare quello spazio lì a Marta Sponchiado, perché dai 3 punti
molto spesso ti punisce. Ah sì, chirurgica qui Marta, veramente. Regazzo sul close out di Boccalato riesce a controllare la palla, poi però non riesce a scaricare. Palla ancora per Junior San Marco, 8 secondi alla fine dell'azione. Cosa non ha fatto Sofia Regazzo per non pestare la linea di fondo, veramente incredibile. Dall'altra parte Conegliano continua sull'onda dell'intensità in difesa e deve farlo. Guardate che capacità ha di passare la palla a Chicchiziola, poi però viene strappata dalle mani di Perini e poi un passaggio quasi imprendibile, ma non per Marton, che poi va a tirare una legnata a Regazzo. L'arbitro Tondato non può che fischiare il fallo in attacco. Sì, sì, fischio sacrosanto. La giocatrice Mestrina era piantata con entrambi i piedi per terra. 2 secondi e 8 decimi alla fine del secondo quarto, 37-34, e coach Minicleri mette un quintetto difensivo, mette anche Livia Torazza, che non capisce chi deve marcare probabilmente, poi va a rimbalzo e finisce così il tempo, cerca anche di infortunarsi. L'ha capito comunque velocemente Fabri, perché è riuscita a recuperare sulla giocatrice avversaria. Ancora grande rotazione da parte di BFC, 37 BFC, 34 Junior San Marco, partita assolutamente equilibrata, partita bellissima in campo e sugli spalti, e se possiamo trasmettere questa partita è grazie ai nostri sponsor che ci sostengono e che ci aiutano, e pertanto diamo spazio a loro. Ci vediamo tra poco.
Bentornati qui al Palla BFC per questo secondo tempo di questa partita tra Junior San Marco e BFC. È la 14ª partita del girone di andata del campionato di Serie B femminile. È una partita bellissima, tiratissima, all'insegna di un grande equilibrio. Un primo quarto appannaggio di BFC con un 20-10, un secondo quarto che è iniziato con un parziale scioccante da parte di Junior San Marco, che ha subito ricucito lo svantaggio, e poi grande equilibrio, grande intensità, grande spettacolo qui a Conegliano. Sì, addirittura un secondo quarto da 17-24 per Junior San Marco. E adesso da 3 punti Regazzo che sbaglia, si lotta a rimbalzo, la solita Serena Marton ottiene il possesso del pallone, e poi Giuliano per Boccalato che finta il tiro, incrocia a destro, riapre per Giuliano, ancora lei a sfruttare il blocco di Maschietto, e Boccalato da 3. Oggi non riesce a sbloccarsi col tiro da fuori Rossana, però sappiamo che in qualsiasi momento si può infiammare, come è successo sabato scorso a Montegrotto, in cui Nunamen ha messo 3 bombe consecutive. Adesso Chichissiola, l'ennesimo pallone in traffico per Regazzo. Che talento questa giocatrice, sì. Veramente bellissimo il suo basket. 37-36 per BFC. Marton con la palla, blocco e riblocco di Boccalato, poi proprio lei fuori dai 3 punti rinuncia, palla dentro per Amabiglia che subisce un paio di contatti, poi ne esce Siviero, segna da sotto Orvieto ed è più uno per Junior San Marco. Sorpasso, sì. Sorpasso e contro sorpasso, è stata all'insegna di questo la seconda parte del secondo quarto, e adesso Junior San Marco di nuovo avanti. Amabiglia sbaglia da 3 e l'ultima a toccare è una giocatrice coneglianese. Il pubblico di Conegliano suggerisce il fatto che possa essere toccata la palla da una giocatrice nera, ma per gli arbitri è rimessa Junior San Marco, e adesso Junior San Marco va per allungare il suo vantaggio. Chichissiola, uno show, riapre benissimo sull'altro lato per Regazzo, poi raddoppiata sotto canestro Perini. È buono il tiro di Orvieto, ma non entra. C'era stata anche una notevole spinta da parte di Nicole Pierini su Marta Maschietto, ma Marta è riuscita lo stesso a prendersi il rimbalzo, e adesso Conegliano può orchestrare l'azione d'attacco con Serena Marton su Sara Luna Giuliano. Vediamo cosa si inventa Sara Luna, che si libera per un tiro da 3 che però è lungo, la tabella non l'aiuta, e ancora Junior San Marco sul +1 in attacco. Sì, diciamo che purtroppo non sono tiri molto costruiti questi, stiamo facendo un po' fatica, la difesa mestrina ci ha preso un po' le misure, sfortunata sì. Boccalato che va a tenere viva una palla per le avversarie, poi velocissima Chichissiola a recuperare il rimbalzo in attacco, e dai 3 punti il Regazzo sbaglia, si lotta a rimbalzo, lottano Amabiglia e Marton. Attenzione, perché però Orvieto era quasi riuscito a prendersi la palla, quindi non dobbiamo assolutamente ridurre l'attenzione sui rimbalzi, perché possono essere la chiave per la partita, così come dobbiamo ricominciare a lavorare con l'intensità che ha contraddistinto il primo quarto. Serie di stagger per l'uscita prima di Marton, poi di Amabiglia, e adesso Boccalato in isolamento, non prende l'1 contro 1, prende il tiro. Grandissimo rimbalzo in attacco di Maschietto, grandissimo rimbalzo, grandissimo passaggio, e poi Sara Luna Giuliano da sotto per il 2+1. Primo fallo del quarto a 6 minuti e 38, quindi sicuramente nonostante la grande intensità ci sono stati pochi contatti. Sara Luna sfortunata qui veramente, perché il ferro ha accompagnato la palla fuori. Per un attimo ci avevamo creduto, ma è +1 per Conegliano. Adesso Alfier con la palla per Chichissiola, ancora Alfier. Mattiuzzo rinuncia al tiro, 7 secondi alla fine dell'azione, ruba la palla Marta Maschietto, la strappa, poi un fallo che poteva essere anche abbastanza pericoloso per la dinamica con cui
Mattiuzza è caduta sul ginocchio di Marta. Invece secondo niente di grave. fallo per Junior San Marco, secondo fallo personale anche per la numero 23 nera. Intanto Serena Marton che va dentro, sfortunata Serena. Claudia Mabiglia contesta la palla e si lamenta perché in Sì, effetti lei dice io ho buttato la palla addosso all'altra, ma l'arbitro ha detto sì, ma mentre prima di saltare avevi già calpestato la linea, e quindi in questi casi è fuori e palla a Giulio San Marco che prova adesso a rimettere il muso davanti. Alfier con la palla sfrutta il blocco di Chichisciola, poi si cerca Alfier sotto, buona la difesa di Maschietto. Siviero sbaglia, si lotta a rimbalzo, ancora una volta Boccalato indirizza a rimbalzo verso una compagna e poi ancora una volta Sara Luna con un passaggio precisissimo, profondissimo, chiude il lavoro Serena Marton che ha già 12 punti. Serena Marton che ha usato molto intelligentemente il corpo e i tempi in questa azione. Bella la chiusura di Boccalato, infatti costringe l'avversaria a sbagliare il tiro. Adesso è Amabiglia, gestisce la transizione. Giuliano prova a giocare a due, poi serve Marton, c'è un contatto dentro l'area, Marton perde la palla, poi ferma il contropiede Amabiglia. 4,55 alla fine del terzo quarto, 41-38 per Conegliano. Due giocatrici sul cubo del cambio per coach Borsetto. Rientrano nella partita Regazzo e poi Rosa Versuro. Sì, quindi qui Amabiglia che aveva 0 falli decide di spenderne uno per fermare il contropiede. Scelta assolutamente intelligente. Mattiuzzo dai 3 punti. Colpisce ancora una volta i 24 secondi che si spengono. Questa volta non è stato Francesco. No, si riaccendono per si fortuna. Riaccendono, meno male. Un attimo di panico perché Marton, Amabiglia si libera in angolo, Marton finta e poi va dentro l'area, sfortunatissima, è arrivata molto bene fin sotto canestro, poi le è mancata probabilmente la spinta finale. Beh, comunque il tiro era comunque indirizzato bene perché il ferro l'ha buttato fuori 2 volte. Dall'altra parte invece grande uso del piede perno da parte di Giulio San Marco che accorcia e si riporta a -1. Partita veramente bella. Ancora una volta bravissima Chichisciola, ha subito un contatto durissimo da parte di Marton, è riuscita a mantenere l'equilibrio, addirittura a segnare cadendo indietro, ma adesso fa il suo ingresso nella partita anche Capitan Marchioni. E l'applauso del pubblico per il capitano che entra e per Claudia Amabiglia che le dà il cambio. Dall'altra parte Sara Luna Giuliano aveva fatto veramente un'altra azione ottima, riuscendo a tenere un contatto e a trovare un tiro quasi impossibile. Segna il primo. Sono 9 punti per lei a questo punto della partita. Sono 10. Pressione a tutto campo per Conegliano. Chichisciola è completamente libera. Ci va Marchioni. Subito raddoppiata Chichisciola che però riesce a giocare la palla su Alfier. E adesso una palla persa in modo abbastanza ingenuo. Non si capiscono Regazzo e Alfier. È stata proprio la più classica delle incomprensioni. Ed è rimessa per Conegliano. Capitano Marchioni a Sara Luna Giuliano. Addirittura zona per Mestre. Marchioni finta il tiro, riapre la palla per Sara Luna, non finta, ma segna il tiro. Boccalato, mettendo subito in chiaro il fatto che mettersi a zona contro di lei è un affronto quasi personale. Quindi è un chiaro, aver sbagliato i tiri prima è stato un chiaro piano per invitare il coach avversario a mettersi a zona e metterla nel momento molto molto importante della partita. Adesso è Marton dai 3 punti, sbaglia. Dobbiamo forse alternare un po' le soluzioni da 3, ma anche dentro l'area, comunque per cercare di attaccare
anche la zona in profondità. Meglio il taglio di Regazzo, poi un contatto durissimo sotto canestro, ne esce Marchioni ovviamente, che poi cerca di guadagnare un fallo. Si è fatta male. No. Si è fatta male. Serena Marton si tiene la caviglia. Si è scavigliata. Si è scavigliata Serena, Di brutto. purtroppo. Si è scavigliata Serena. No, è che sembra proprio Pessima che, notizia, ovviamente. sì, sembra proprio che il piede sia storto. Sì. Allora, diamo un attimo la linea ai nostri sponsor nel frattempo. Allora riprendiamo la linea qui. L'infortunio di Serena Marton è sicuramente molto doloroso, perché proprio lei, che di solito non molla assolutamente niente, è veramente dolorante a bordo campo, ma si gioca nel frattempo, ed è Seraluna Giuliano con Boccalato. Boccalato prova da 3 punti, il pallone è lungo, il rimbalzo lungo viene preso da Junior San Marco, che ora è sotto di -6, ma proverà sicuramente a ricucire lo svantaggio. Si affida anche Junior San Marco molto al tiro da 3 punti. Questo è completamente fuori misura di Regazzo. È in contropiede Boccalato, che apre un pallone per Zanardo, poi Capitan Marchioni che non controlla. Zanardo da 3. Zanardo da 3 sbaglia, ma chi è? Boccalato a rimbalzo in attacco a metterci una pezza per il 48-40, e coach Minicleri chiama difesa 3. Ancora un pallone sporcato e poi recuperato da proprio Giuliano. Boccalato col pallone, glielo sporcano ma riesce a controllarlo. Era Capitan Marchioni libero in angolo, ma un cioccolatino dentro l'area per Giorgia Zanardo, che mette il canestro al +10. Ma ottimo il suo taglio, ma ottimo davvero il passaggio. Sì, Giorgia ha dettato questo passaggio con un taglio molto intelligente, ma ragazzi, la reattività di Seraluna Giuliano nella visione di gioco, nel mettere in pratica le idee che frullano nel suo cervello, è veramente incredibile, ed è un piacere vederlo
qui al Pala BFC. E time out per Junior San Marco, che si ritrova di nuovo sotto di 10, partita altalenante, sempre caratterizzata comunque da una grande intensità, e quindi siamo pronti a qualsiasi scenario si possa aprire da questo momento in poi. Vabbè, certo. No. A questo punto diamo anche qualche secondo di pausa e facciamo girare i nostri sponsor prima dell'inizio della gara. (1:45 alla fine del terzo quarto). Conegliano 50, Junior San Marco 40. Junior San Marco con la palla in mano, grande pressione di Boccalato, che però in questo momento viene giudicata fallosa dall'arbitro. Boccalato con 11 punti di score, Serluna Giuliano con 10. La top scorer per Conegliano ad ora è Serena Marton. Giuliano sporca il pallone e poi lo indirizza verso la sua compagna, quindi palla recuperata per Conegliano. Boccalato, Giuliano, doppio blocco addirittura per Giuliano, poi prende la palla Boccalato dai 3 punti per il più 13, quando sente l'odore del sangue. Rossana azzanna l'avversario. Adesso difesa aggressiva quasi persa da Junior San Marco, ma Matiuzzo riesce a controllare, e poi c'è Maschietto che mette addirittura le mani sul pallone, guadagnandosi una palla contesa. Si intercetta proprio la palla qui Marta in maniera molto netta. La rimessa è per Junior San Marco, che Chicchiziola marcata da Maschietto, bravissima. Brava, bellissimo gioco. C'è niente da fare, buona difesa di Marta, è stata davanti, ma questa si alza con una fluidità, tira cadendo indietro con una sensibilità nelle mani che fa veramente impressione, se non piacere vederla giocare. E Boccalato dall'altra parte vuole rispondere subito, ma è corto il suo tiro. Contropiede 4 contro 1 di Junior San Marco, proprio con Chicchiziola che va a mettere il suo 14° punto. 44 Junior San Marco, 53 Conegliano. Serrallo Giuliano che comanda il gioco di Conegliano. Passaggio leggermente basso per il capitano, scarica su Giorgia Zanardo, piede perno. È il suo movimento, ma non è per niente facile segnare quel canestro lì, ve lo assicuro. È recuperata di Boccalato, 4 secondi, no, poteva forse... No! Ma perché no? No. Perché non tirare da 15 metri quando mancano 2 secondi e 6 e andare sul più 16? Un po' di fortuna, dai, però bisogna anche tirarla, lì, bisogna metterla lì. Vabbè, la fortuna aiuta gli audaci. Esatto. Allora, cito l'ingegner Fontana, audere memento sempre, no? No, lui dice chi osa vince, who dare wins, è il suo motto, e quindi qua Rossana Boccalato l'ha sicuramente ascoltato. Veramente incredibile questo tiro. 58 BFC, 44 Junior San Marco. Ultima pausa prima dell'inizio del quarto, diamo la linea ai nostri sponsor. Eva Maria il tiro
Perché, Ave Maria, il tiro sì, così. Sì. ok, noi siamo in diretta, stavamo disquisendo sul fatto che di solito Fabrizio chiama l'Ave Maria questo tipo di tiro un po' disperato, e sicuramente Rossana Boccalato un cero deve andarlo ad accendere, oltre alle fatidiche paste che credo Che siano sicuramente d'obbligo in questo caso. dovranno accompagnarla martedì all'allenamento. Adesso Maschietto che non guarda il canestro per Luna Giuliano, che passa un passaggio splendido per Giorgio Zanardo, che poi riapre, sbaglia Capitan Marchioni, poi Zanardo perde la palla. Regazzo va ad arrestarsi in lunetta, sbaglia anche lei. Giuliano, Attenzione perché c'è stato un altro contatto e fallo. Probabilmente non lo so, ma è stato fischiato fallo no, e non ho credo fallo capito. su Giuliano però. Ok, scusate, avevo frainteso. Credo, no, ma anche perché magari c'è stato un contatto, ma non ho visto cosa Sì, non sia era un contatto successo. Il ragazzo volontario. si rialza, Sì, esatto. Boccalato va a sincerarsi che sia tutto a posto. Il ragazzo è andato ad sincerarsi che il suo naso fosse ancora lì. Quindi il fallo era in realtà, non c'era nessun fallo. Ma su C'è un Giuliano, fallo? probabilmente sul rimbalzo. Su Giuliano, ok. Adesso pressing a tutto campo, Giuliano. Beh, anche questa palla non era per niente scontata. Esatto. Adesso sfrutta il blocco, mette una palla per Maschietto, che è bravissima poi a riaprire per Capitan Marchioni, che riapre per Maschietto, per Giuliano, che vuole giocare. Ma sì, giustamente Conegliano deve iniziare a usare intelligentemente anche il cronometro. Giuliano butta lì una palla, però non colpisce neanche il ferro e quindi non c'è rimbalzo offensivo. Adesso chiede però una pausa per potersi sistemare lo chignon o il cocon. Ricordiamo che non abbiamo più il supporto tecnico su questa materia da parte di Alessia Lanzavecchia, perché finalmente è presente fisicamente qui al palazzetto e si gode giustamente la partita dal vivo. Intanto Zanardo va a mettere pressione su Orvieto, doppio pick and roll alto, esce forte Rossana Boccalato, poi attacca il fondo ragazzo che riapre per Mattiuzzo, che ce l'ha questo tiro, lo sbaglia. Sì, assolutamente. Riesce però a recuperare il pallone. Numero di Chichissiola da sotto. Ancora una volta con questo tiro. Ma Chichissiola è una sentenza, Fabri. È veramente forte in quel tipo di movimento lì, poi ce l'ha proprio. Boccalato, Maschietto può attaccare, invece ribalta per Luna che finta di attaccare sul lato sinistro e poi serve Maschietto sotto canestro sull'aiuto difensivo. Sì, ma si sono scontrate. Durissimo. Ma sì. Ragazzo, c'è stato uno scontro. Il ragazzo restituisce un po' il contatto di prima. Maschietto ha preso un colpo sulla bocca. Ma la prende bene Marta. Diciamo che sbranerebbe un coniglio vivo in questo momento. Infatti perché coach Midincleri le dà qualche minuto. Rientra nella partita Sara Malbascia. E qualche minuto anche per Giuliano. Rientra Marta Sponchiado. Sì, quindi rimessa in attacco per Conegliano a 8 minuti dalla fine di questo ultimo quarto della 14ª partita di andata del campionato di Serie B femminile. Malbascia, 6 secondi alla fine, Malbascia sbaglia il passaggio ma lo recupera Capitan Marchioni, che poi però fa infrazione di passi secondo l'arbitro Tondato. Si lamenta un po' il pubblico di casa. Sì, aveva fatto era un po' al limite, letteralmente saltare la difesa avversaria con questa finta. Purtroppo però passi e quindi palla per San Marco e soprattutto palla per Chichissiola, che subisce una difesa aggressiva da parte di Conegliano, e qui Capitan Marchioni che fa fallo. È il suo primo personale. Sì, praticamente triplicata Chichissiola in quella situazione. Adesso Mattiuzzo che non prende il tiro, Alfier si cerca ancora Chichissiola dentro l'area, no, si ribalta per Orvieto dai 3 punti e la mette Laura Orvieto. Bel tiro di Orvieto, bellissima comunque
passaggio da parte di Agnese Alfier che l'ha liberata in maniera veramente intelligente. Sponchiado, bellissimo pick and roll su Malbascia e poi Malbascia che riapre per Zanardo che chiude da sotto. Bel basket anche da parte del BFC, niente da dire. Ancora Malbascia che però buca questo anticipo e sbaglia il più facile dei suoi tiri, Chichissiola. Poi la solita boccalato a combattere su ogni pallone. Incredibile, veramente questo errore di Chichissiola che aveva fatto dei canestri pazzeschi fino adesso, sfortunata qui in questa azione. E ringraziamo Francesco Coco, il Cucoci di Gorizia, che fa gli auguri anche a Serena Marton per il suo infortunio. Adesso sembra un po' più serena, diciamo. Dov'è Serena? Che non la vedo. Con il rullo, però ok. Purtroppo credo che si sia scavigliata in maniera piuttosto importante. Adesso ancora Orvieto che però sbaglia, ma a rimbalzo Pierini, poi si lotta, esce forse la più piccola in campo, Alfier che poi va a guadagnarsi un fallo. Sì, ma non è la prima volta che Alfier si trova appunto a lottare veramente a rimbalzo, questa 26enne ex Padova. Sì, rapidissima e anche molto esplosiva a rimbalzo, pur nonostante la statura non altissima. E poi un fallo fischiato a Giorgia Zanardo. Da dietro l'arbitro probabilmente non aveva l'angolo ottimale per vedere. Sì, si è sentito contatto. Forse anche un attimino di anche rumore. Se lo sguardo del Grava è molto... Il Grava che in maniera il Grava potrebbe aprire una carriera politica dopo questa, perché qualsiasi suo commento è a favore dei colleghi arbitri che d'altronde, lo ricordiamo, fanno un lavoro difficilissimo. No, certo, infatti da qui poi è molto facile commentare. Intanto non stiamo lavorando benissimo a rimbalzo difensivo, però veniamo graziati dai 3 secondi in attacco di Nicole Pierini. E questo è un fischio non banale che infatti il Grava ha applaudito, perché non si vede sempre questo fischio. Difesa aggressiva a tutto campo da parte di Junior San Marco, anche perché è in panchina a prendere fiato Giuliano e quindi coach Borsetto vuole un po' sfruttare il fatto che potremmo soffrire un po' il pressing. In realtà superiamo metà campo, manteniamo il possesso del pallone. Adesso sarà una rimessa laterale gestita da Giorgia Zanardo sul 60-49 a 6 e 15 dalla fine della partita. Rossana Boccalato con la palla dai 3 punti, corto. Rossana voleva chiudere un po' la partita, ha forse affrettato leggermente questo tiro. Adesso velocissima Mestre in attacco, Matiuzzo, però Amabiglia attentissima su di lei, chiede anche un'infrazione di passi non fischiata. Alfier con la palla, 6 secondi alla fine, attenzione alla velocità di Alfier e poi Matiuzzo da 3 che sbaglia, si lotta a rimbalzo. Fallo di Boccalato perché si è appoggiata sulla schiena dell'avversaria impedendole di saltare. D'altra parte Nicole Pierini è decisamente più alta di tutte le nostre giocatrici in campo e ha le braccia più lunghe, quindi sfrutta questo vantaggio a rimbalzo. Se non riusciamo a tenere la posizione su di lei, a fare sempre molta attenzione al tagliafuori, lei poi ci punisce. Adesso ci punisce anche con un tiro dal cuore dell'area per il 60-51 a 5:38 dalla fine. Zanardo supera la metà campo, Amabiglia, Sponchiado vuole giocare giustamente, attacco testa, era completamente libero Zanardo. Adesso Malbascia dall'angolo, non ci pensa 2 volte. E Alfieri in contropiede, Regazzo. Attenzione a Chichissiola adesso che attaccherà secondo me. No, passa la palla a Regazzo e vuole giocarsi la spalla a canestro contro Malbascia. Arriva l'aiuto di Amabiglia che mette le mani sul pallone, chiede anche il possesso della palla. Bellissimo l'intervento difensivo di Amabiglia che ha letto benissimo la situazione. Un intervento importante su Chichissiola, sì, che è una cliente difficilissima, con Giulio San Marco che comunque sta risalendo un po' la china e si trova a -9, mancano 5 minuti, quindi qualsiasi scenario è aperto. Conegliano deve mantenere altissima la concentrazione.
cercano di gabbarci nuovamente sulla rimessa come era successo nel secondo quarto, questa volta con un intervento di piatto di Giorgia Zanardo. Ci mettiamo una pezza, adesso addirittura cambio difensivo, poi rientriamo, forse un'infrazione dei passi, sì, si lamenta coach Minincleri con un po' di ritardo, l'arbitro tondato fischia l'infrazione. Allora, sul cubo del cambio Cecilia Siviero che dà cambio da Agnese Alfier, settore giovanile Reyer per la numero 22 di Junior San Marco. Addirittura palla strappata dalle mani di Giuliano da parte di Versuro, che poi va, scusate, da parte di Siviero, poi transizione Mestrina e ancora poi la con Chichissiola. Guardate che pallone che riesce a servire, riapre per Siviero che da 3 punti la mette. E meno 6 per il 54-60, più 6 Conegliano, però si rifanno sotto le Mestrine. Adesso una palla sporcata dalle bianconere, quindi sarà ancora possesso per Conegliano. Conegliano che ha 17 secondi per concludere questa azione d'attacco che ha un peso specifico importante, Fabio, perché siamo le Mestrine restano aggrappate alla partita. 4:25 alla fine, 60-54. Palla a Giuliano, è solo il terzo fallo per Mestre, sarà ancora rimessa. Giuliano sta un po' giocando sia con il tempo che con la situazione falli. Sì, ma deve farlo perché comunque Junior San Marco non è ancora in bonus e sicuramente dobbiamo riniziare un po' a far circolare la palla, perché ci avevamo fatti prendere un attimo nell'entusiasmo, abbiamo fatto forse qualche azione un po' troppo in velocità, dobbiamo rimettere un po' la testa sulla partita. Un tiro ancora un po' affrettato da parte di Boccalato e quindi ancora Mestre in attacco con la possibilità di accorciare ancora lo svantaggio. Ragazzo con una finta fatta molto bene, poi l'intervento di Giuliano al limite, adesso poi su Amabiglia diversi contatti, gli arbitri non stanno fischiando più niente né da una parte né dall'altra. Taglio di Chichissiola, in qualche modo Rossana Boccalato riesce a chiudere, ma poi Chichissiola va dentro l'area ed è Marta Maschietto a strapparle la palla dalle mani. Attacco testa, palla strappata di un'importanza devastante per Marta Maschietto. Zanardo con la palla che poi va ad attaccare per Boccalato, ancora dai 3 punti, ancora un errore per lei. 3 minuti e 23, 60-54, partita ancora apertissima per Conegliano, Sì. cioè per Conegliano e per Junior San Marco soprattutto. Adesso spalle a canestro Chichissiola contro Zanardo e Chichissiola ancora una volta in fadeaway jumper mette 2 punti per il -4 a 3 minuti e 06 dalla fine della partita. E quindi partita assolutamente in equilibrio, un po' di spazio ai nostri sponsor, a tra poco. Allora riprendiamo la linea qui a Conegliano, dove la partita è assolutamente in equilibrio, con BFC avanti solo di 4 punti su Junior San Marco, che ha piazzato un piazzale strepitoso per rimettersi in partita e rendere la vita molto difficile alle coneglianesi, che adesso riescono a superare la metà campo non senza qualche grattacapo. Adesso sarà Luna Giuliano, prova a mettere ordine all'azione di attacco di BFC.
Sì, parziale di 12-2 per Mestre. Adesso Giuliano con una magia a guadagnarsi 2 tiri liberi di pura esperienza, dall'alto anche lei dei suoi 23 anni. Ah sì, una senior. E va a guadagnarsi 2 tiri liberi fondamentali. Purtroppo non arriva da una striscia completamente positiva ai tiri liberi. Segna il primo con un po' di fortuna. E Sì. sarà difficile che segni il secondo. Prepariamoci per il rimbalzo, ragazze. Testa, ci vuole testa su questo rimbalzo. E infatti purtroppo sbaglia, nonostante noi abbiamo fatto tutti gli scongiuri possibili. Rischiano di perdere la palla. E poi l'arbitro tondato vede un fallo. Vede un fallo di Giuliano, credo. Che tra l'altro è il terzo. Ma saranno 2 tiri liberi. Sì. Per Giulio Cecilia San Marco, Siviero. che sì, potrebbe riportarsi, anzi si riporterà sicuramente al 58. Sbaglia il primo Siviero, ragazza del 2004, settore giovanile Reyer, diversi scudetti giovanili. Segna il secondo, 57-61, scusate, a 2:35. Giuliano con la palla per Amabiglia. 2 minuti e 30, più 4 Conegliano e palla in mano. Giuliano fa passare un po' il tempo, poi Amabiglia col pallone per Marta Maschietto, che può attaccare mano sinistra e sbaglia uno dei più facili dei suoi tiri, purtroppo. Si era liberata benissimo Marta. Adesso Orvieto con la palla marcata da Amabiglia e la solita Chicchisiola che serve un passaggio al bacio sotto canestro per Pierini, che sbaglia ma riprende il proprio rimbalzo in attacco. Orvieto, ancora Siviero da 3 e la mette. Bravissima, bravissima, è freddissima per il 60-61 a 1:53 dalla fine. Sì, ci sono poi i fantasmi di sabato scorso forse nella testa delle coneglianesi e non vorremmo proprio che fosse così. Adesso Giuliano dai 3 punti. Dai 3 punti! Sara Luna Giuliano per il 64-60, 1:37 dalla fine della partita. Ah sì, poi canestro di un'importanza devastante per Sara Luna, partita comunque bellissima e tiratissima. Restiamo qui, c'è un fallo, ma saranno 2 tiri liberi per Chichissiola. Urla anche qualcosa alle sue compagne. Sono 2 tiri liberi e il quarto fallo di Ross Boccalato. 1:28 alla fine, 64-60, 2 tiri liberi per la precisissima Chichissiola. Segna il primo senza neanche sfiorare il ferro. Segna anche il secondo con una freddezza glaciale. Beh, 64-62, 1:27 dalla fine. 20 punti personale per lei, veramente giocatrice pazzesca. Boccalato dai 3 punti. La mette Boccalato! Dopo una serie incredibile di errori, mette il tiro probabilmente più importante della partita fino ad ora per il 67-62. Allora ditelo che volete farci morire. Okay. Esatto, la prossima volta potremo mettere in diretta il tracciato dei nostri battiti. Esatto, ed è la pressione anche perché abbiamo comunque una certa età, di mettere in diretta il tracciato dei nostri battiti cardiaci. Allora 67-62 per BFC, che riesce a trovare un vantaggio grazie a 2 tiri da 3 contro una Junior San Marco che ha fatto un lavoro incredibile nel non mollare quando era sotto addirittura di 12 o 14 Fabri e ha piazzato un parziale da paura, e quindi partita bellissima, partita assolutamente equilibrata. Ancora 1 minuto e 17 che nel basket è un'eternità. Ah beh, assolutamente, assolutamente, anche perché con queste due squadre che stanno segnando tutto e ci sono continuamente ribaltamenti di fronte, può succedere davvero di tutto. Quindi è come quando tua moglie ti dice sei pronta e lei ti dice 1 minuto e praticamente intende 1 minuto cestistico. Quel tipo di dilatazione spazio-temporale in cui entri, ti avvicini a dei buchi neri, e quindi tutta la fisica che noi conosciamo e che abbiamo studiato a scuola purtroppo e dà senso alla teoria di Einstein della relatività. Bene, 67 BFC, 62 Junior San Marco. È rimessa in attacco per Junior San Marco, che dopo il time out può
rimettere in attacco con 14 secondi per concludere l'azione d'attacco. Orvieto con la palla, esce Chichissiola, ma c'è un cambio difensivo, poi lavorano benissimo le mestrine, ma lavorano altrettanto bene secondo me sulle rotazioni difensive le coneglianesi. Allora ricordiamo al pubblico che anche se manca pochissimo, anche se è un momento assolutamente importante della partita, di votare per l'MVP. Ricordiamo che questo premio verrà assegnato alla giocatrice che voi riterrete essere la migliore in campo in questa partita. Giuliano con la palla, vuole far passare con po' tempo, poi prende un arresto e tiro, che è quello che gli ha sputato il canestro una settimana fa a Montegrotto, e invece entra questo che potrebbe essere un tiro decisivo della partita. 56-4 alla fine, 69-62. Giuliano mette le mani su questa partita con un arresto e tiro dalla media, ma c'è Orvieto dall'altra parte che va a giocare per poi Siviero, attacca forte Marta Maschietto che può fare solo fallo e mandarla in lunetta. Allora Siviero ha già sbagliato un tiro libero prima e sinceramente per una giocatrice precisa come lei credo che non ci darà altre chance, altre possibilità, e infatti insacca il primo. Guarda che Siviero ha avuto un impatto veramente importante su questa partita, non per niente è la seconda top scorer per Junior San Marco, va a 12 di bottino personale quando mancano 46 secondi alla fine di questo quarto. Sara Luna Giuliano prova a giocare su... Porca questo passaggio e recupera il pallone Regazzo. Sì, importantissima errore da parte di Giuliano, purtroppo poi la bomba da 3 non entra di Mattiuzzo, ma ancora palla recuperata, poi Giuliano e poi oscura la vallata, Rossana Boccalato. Dall'altra parte Siviero ancora a recuperare il pallone, a guadagnare un altro fallo. Mancano 24 secondi e 3, siamo sul 69-64 e vediamo delle squadre che tutto hanno in campo meno che paura. Sì. Come diceva Roosevelt, l'unica paura che possiamo avere è quella della paura stessa. Per il resto non bisogna mai averne, queste squadre sembrano interpretare questo motto alla grande. Intanto il canestro dispettosamente sputa fuori la palla di una precisissima Siviero. Adesso dobbiamo lavorare forte a rimbalzo e poi lavorare contro pressing. Sbaglia anche il secondo, incredibile. Forse in questo caso la giovanissima Siviero, perché ricordiamo che è una ragazza del 2004, è stata sì un po' tradita dalla situazione. Sì, vabbè, ma anche dalla sfortuna, Fabio, perché i tiri erano precisi, è il ferro veramente che ha deciso che non dovevano entrare, però intelligentemente subito Junior San Marco fa fallo su Marta Maschietto, perché adesso sicuramente ricorreranno il fallo sistematico. E la mano di Marta non trema invece, segna il primo per il 70-64, 23 secondi e un decimo alla fine della partita. Segna anche il secondo Marta per il 64-71. Time out per coach Borsetto. Sì, e questo famoso minuto femminile si sta dimostrando veramente essere lunghissimo. Tra l'altro il Grava dopo deve andare a giocare a poker, quindi dovremo anche a un certo punto cercare di velocizzarci. Immaginiamo questi time out quanti soldi li stanno già facendo risparmiare probabilmente. Di solito in questi casi da quando si inizia la partita si perde €1 al minuto, è statisticamente e scientificamente provato. Intanto Gaetano Giuliano suggerisce un MVP che insomma sembra abbastanza scontato, perché Sara Luna Giuliano ha fatto una partita devastante, ma non possiamo anticipare ancora i voti del nostro pubblico. Avremo bisogno, come di consueto, di qualche minuto di tempo per contare tutti i voti. Sì. Prenderemo una piccola pausa. Tra l'altro ci avvaliamo di una calcolatrice scientifica Texas Instruments del 92. Orvieto a gestire la rimessa in attacco, si alza dalla curva coneglianese un tifo che ci ricorda i playoff di 2 anni fa. E intanto ancora Siviero da 3, è corto il suo tiro, si lotta a rimbalzo,
Ross Boccalato con la palla, calpesta forse la linea, no, è un fallo, No, è fallo di Chichissiola. È fallo di Chichissiola che giustamente va a commettere fallo, il suo terzo personale, 20 punti di score, infiniti assist, partita pazzesca per la numero 20 di Junior San Marco. Dall'altra parte Ross Boccalato ha tirato fuori dei tiri importantissimi durante la sua partita. Segna il primo per il +8. Sul culo del cambio abbiamo Marta Sponchiado. Ultimissimi secondi per votare perché stiamo per chiudere, quindi mettete proprio l'ultimo suggerimento, stiamo per chiudere la votazione. Standing ovation per Ross Boccalato. Ah, sì. Applauso che merita tutto comunque. Come al solito non si è risparmiata Rossana, ha sbagliato qualche tiro da 3 in alcuni frangenti, poi ha messo quello decisivo. Adesso è Mattiuzzo dai 3 punti, neanche lei non sbaglia, ma è troppo tardi. Time out a 2 decimi dalla fine. E il Grava vede allontanarsi ancora un po' la partita di poker. Abbiamo chiuso il conteggio, noi iniziamo a fare i conteggi, infatti anche la regia adesso 8. Va bene. Il Grava prova a gufare la partita. Ragazzi, non distraetevi e contiamo i voti. Allora. Sono 3 secondi e mezzo perché il Grava ha parlato con la coppia arbitrale e ha fatto sistemare il tempo a suo piacimento. Allora, Conegliano 73, Junior San Marco 67. Non fanno quello che gli dico, Fabio, digli qualcosa, non sono conteggiano i voti. Assolutamente indisciplinati. Va bene, questi giovani. Va bene. E addirittura abbiamo un atto di boicottaggio da parte del Grava che si rifiuta, rientra subito nei ranghi e fa partire l'organetto. Allora, siamo in rimessa in attacco. Conegliano, il cronometro dei 24 secondi è spento perché per la fine della partita ne mancano solamente 3. Marta Sponchiado tratterà di mettere la palla in campo. Amabiglia, non si capiscono, Mattiuzza recupera il pallone, poi tira da metà campo come aveva già fatto Boccalato. Conegliano vince questa partita per 73-67, una partita molto bella, tiratissima, con continue alternanze nel punteggio. Però Conegliano riesce scusa Fabri se ti interrompo, ma salutiamo gli amici che ci seguono normalmente su YouTube, oggi da Milano sono venuti qui al Pala BFC e quindi ottimo intervento. Ingegnere, l'aspettiamo anche per le prossime partite. Salutiamo la corriera di amici milanesi, tifosi BFC. Allora, andiamo a fare il conteggio dei... L'abbiamo già fatto e quindi ci vediamo tra poco qui con l'intervista con l'MVP di questa partita, Sara Luna Giuliano. Benissimo. Ciao Federico. Fabri, fai tu l'intervista? Sì, perché devo scappare. Chi va a chiamarla?
no, al Tagliercio l'altro giorno. Sì. Allora, come diceva Fede, MVP, o meglio MVP di questa partita, Sara Luna Giuliano, Grazie. che vince e si aggiudica una bottiglia di Prosecco di OCG, una bottiglia Magnum di Prosecco di OCG, appunto dell'azienda Buzzo Wine. Meritatissima questa bottiglia. Allora, a parte i 16 punti, grande capacità di far giocare, di gestire i ritmi della partita, di far giocare le tue compagne, di servirle con dei passaggi smarcanti davvero interessanti. Quindi grandi complimenti per la tua partita di stasera, Luna. Siete partite fortissimo, 20-10, poi c'è stato un recupero delle avversarie. Cosa è successo in quel momento? Diciamo che l'intensità difensiva è venuta un attimo a mancare, però poi abbiamo ritrovato, diciamo, l'andazzo giusto che ci dava anche appunto la carica per andare a segnare, ecco. Sì, infatti siete partite molto ma molto aggressive, poi a un certo punto ovviamente Junior San Marco è una squadra con tantissimo talento, con ottimo livello tecnico, Sì. sono ritornate in partita. Siete state molto brave a rimettere poi la partita sui binari giusti. Nel finale, a un certo punto, abbiamo quasi temuto che si ripresentassero i fantasmi di sabato scorso, dove ricordiamo in casa della capolista in battuta abbiamo persi per solo un punto in un finale concitato, e invece siete state ancora una volta molto brave, secondo me, a riprendere in mano l'inerzia della gara. Anche lì, qual è stata la reazione della squadra? Abbiamo segnato i canestri decisivi e poi siamo ritornati a difendere intensamente, ed è quello che alla fine ci dà più carica, perché quando appunto recuperiamo qualche pallone, sporchiamo i palloni, facciamo fare passi o così, noi ci carichiamo e quindi poi viene tutto più facile in attacco, diciamo. Quindi, come dicono giustamente gli allenatori, la miglior difesa è l'attacco, ma il miglior attacco è anche la difesa, nel senso che se riesci a difendere aggressivamente poi puoi essere anche molto dinamico in attacco, e soprattutto hai la sicurezza che se anche sbaglierai poi recupererai dall'altra parte. Esatto. Un'ultima domanda per te: sei arrivata a campionato in corso, sei arrivata in questo gruppo per te nuovo, da una categoria superiore, perché sei evidentemente giocatrice di categoria superiore, ma come ti stai trovando qui a Conegliano? Mi sto trovando benissimo, sia con le compagne che con l'allenatore, con la società. È proprio un bellissimo ambiente che ti mette serenità, e quindi questa è la cosa che appunto per ogni giocatrice di qualsiasi categoria fa tanto, e star bene, diciamo, che assolutamente ti fa fare prestazioni di livello. Sono assolutamente d'accordo, e come dirigente sono anche assolutamente contento di questa tua risposta, e sono sicuro che anche le tue compagne, conoscendoti sempre un po' meglio col passare del tempo, sapranno ancora di più mettere a frutto i passaggi che solo Sì, tu certe volte sai vedere in campo. Complimenti. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie Ciao. mille, ciao. Ah sì, allora mi ricordano che c'è la foto da fare in campo con lo sponsor, quindi salutiamo ciao Luna, a tutti. ciao a tutti da parte sua. Salutiamo i nostri spettatori. Adesso avremo due partite fuori casa, una Udine e una Bolzano, e poi di nuovo in casa contro Marghera il 2 di febbraio.